Internauti, smanettatori, visitatori di Facebook, buonasera e benvenuti a questa seconda puntata di Live Room, un format offerto da J&B Home Record, un studio di registrazione home recording offerto quindi è di proprietà di Francesco Veneziano Foggia. Siamo qui questa sera, abbiamo preso potere all'interno di casa del nostro carissimo amico che ci ha dato la possibilità di fare di proporre questa seconda puntata che parlerà degli anni 80 e gli anni 70, anni 80, la New Wave e tutto quello che c'è intorno a quel periodo. Siamo qui al nostro fianco, abbiamo il carissimo amico Nicola Patierno. Buonasera a tutti, vi voglio far notare che ho messo un brano, il primo brano di un album di John Foxx, che è uno dei fautori della prima wave. Questo album fu fatto nel 1981, dopo che lui fuoriuscì dalla formazione storica degli Ultravox, di cui lui era il fondatore assoluto. Ho messo questo brano perché quel periodo, soprattutto 80-81, sono stati proprio gli anni, si può dire proprio caratteristici di quel periodo, perché si usciva dal punk, periodo 77-78, e parecchi gruppi che in quel periodo diciamo che una sorta di spartiacque tra il primo periodo punk che veniva dall'Inghilterra, periodo 76-77, e quindi è stato un po' uno spartiacque, perché poi a cominciare dal 78-79 il punk si è trasformato, si è andato in altre direzioni, un po' verso il post-punk con i Joy Division, con altri gruppi tipo Cure, i Echo and the Bunnymen e altri gruppi storici di quel periodo. John Foxx si può dire che è stato uno degli artefici di quel periodo, perché lui con i primi Ultravox non dico che fu uno sperimentatore, però dal primo punk passò immediatamente a sonorità elettroniche, soprattutto negli album successivi tipo AAA oppure System of Romance, che poi è stato il suo terzo e ultimo album fatto con gli Ultravox. Quindi questo per iniziare, ecco, e descrivere il brano che Nicola ci ha proposto come primo brano di questa puntata. Come possiamo vedere, qui di lato alla sua sinistra abbiamo diciamo i suoi giocattolini musicali. Diciamo che questa è stata sempre la mia il mio angolo preferito, perché qui registravo, mettevo dischi in quel periodo, registravo ad amici, perché prima si andava tutti ai giardini qui a Foggia, a Piazza Italia, e c'era una varietà di persone, di personaggi, perché c'era chi veniva dal periodo fricchettone, dal periodo anni 70, c'erano anche addirittura parecchi che venivano addirittura anche dagli anni 60, che poi dopo sono stati riciclati nella neopsichedelia dei fine anni 80 e inizio anni 90, anche tra ragazzi tra l'altro giovanissimi. E la cosa bella di quel periodo, che si può dire che ha un po' anticipato un po' internet, perché era una piazza particolare, Piazza Italia, proprio perché c'era varietà di persone. C'era chi ascoltava un genere, chi ascoltava un altro, chi ascoltava punk, chi ascoltava dark, chi ascoltava musica anni 70, chi la psichedelia dei Pink Floyd, ed era un bel calderone. Si andava lì con queste buste dei dischi, ma non perché uno voleva per forza far sapere, era proprio una scoperta, perché questo scambio continuo che c'era in quel periodo era creativo, perché chi portava un genere, chi ne portava un altro. Poi tieni presente che poi nel periodo inizi anni 80 c'erano dei gruppi
a Foggia abbastanza diciamo creativi. C'era in Campo Wave, c'erano i Detti Life che fecero anche qualcosa, anche se la maggior parte cover, e c'erano altri vari gruppi che anche metal, diciamo che Foggia in quel periodo non era male come... Quindi Piazza Italia era un'ottima fucina sì, di esperienze, di gruppi giovanili, di movimenti. Infatti era molto invidiata come piazza, Sì, anche sì, a Bari, come sì, anche sì. la città di Bari, perché aveva più movimenti, Sì. si andava appunto dagli hippie ai Esatto, fricchettoni, ai punk, esatto. i waver, Esatto. insomma, dark, Esatto, per poi esatto. arrivare ai giorni nostri. Ma poi il fatto bello che non c'era invidia, cioè io mi ricordo che in quegli anni, metà 80, c'erano anche metallari, cioè che volevano scoprire altre sonorità. Io mi ricordo che fine anni 80 c'era il periodo esoterico, cioè di gruppi esoterici, che erano un po' particolari. Io comprai parecchi dischi da Auditorium, che poi tra l'altro lui se li faceva venire da New Record di Bari, anche se lui alla fine A Via Ciampitti, Auditorio. a Via Ciampitti era storico, ma anche perché poi c'erano altri negozi, c'era Alfa Record, Disco Ring di Tonio Sepa, e lì ho presi parecchi dischi. Poi all'epoca c'era la stampa underground, c'erano sia diciamo riviste tipo Rockstar, che erano, si può dire, quelle patinate, le riviste patinate, che però grazie anche a giornalisti tipo Red Ronnie, che in quel periodo era molto diciamo aperto a nuove sonorità, riusciva un po' a combinare diciamo, la rivista patinata con le nuove tendenze del rock che c'erano poi in quel periodo. Queste riviste quali erano? Roccarilla? Rockerilla per esempio, di cui per fortuna ho anche una bella collezione, anche se io l'ho comprata fino a inizi anni 90, non di più. Era un bel diciamo, quei 10 anni sono stati veramente creativi, cioè, Foggia in effetti è stata una piazza in quel periodo che non aveva niente da invidiare a nessuna città in Italia. Ok, passiamo adesso ad altre domande, altra carne al fuoco. Partiamo anche un po' dagli anni 70, così per poi arrivare anche agli anni 80. Negli anni 70 quali erano i tuoi ascolti, cioè degli anni 70, negli anni 70 i tuoi ascolti, le tue sensazioni, quello che vivevi, che sentivi come vita come quotidiano rispetto ad oggi, alle nuove tendenze musicali e anche di stile di vita, come anche il discorso delle tecnologie, quello che porta oggi rispetto al passato, sentiamo un po'. Ma devo fare una premessa, cioè nel senso che io sono sempre cresciuto in un ambiente dove c'è sempre stata musica, cioè mio padre prendeva anche comprava dischi 45 giri, però diciamo che io sono nato negli anni 60, quindi io ho recepito un po' quelle sonorità anche di cantanti beat degli anni 60, anche cantanti leggeri, e mio padre era un buon ascoltatore. Anzi, di qualità, a lui piaceva anche il jazz, infatti vedevo anche artisti tipo Duke Ellington che lui aveva, anche se io in quel periodo, non avendo uno stereo, ascoltavo, avevo un piccolo magnetofono, diciamo, dove mettevo cassette, la maggior parte delle volte si sentiva in macchina con mio padre. Mio padre poi ascoltava anche gruppi degli anni 60 tipo Bee Gees, che era, diciamo, i Bee Gees quelli che in quel periodo tendevano più verso i Beatles, diciamo, no? Perché loro australiani però avevano preso molto dai Beatles. Quindi io, diciamo, quel periodo, anni 60-70, io si può dire che li ho assorbiti più attraverso la radio. Cioè in quel periodo la radio per me era la fonte primaria. E il fatto bello che rispetto a generi prestabiliti, io diciamo ascoltavo un po' dalla radio un po' tutto, un po' di tutto. Ascoltavo psichedelia, Pink Floyd,
gruppi progressive che c'erano in quel periodo tipo King Crimson. Poi per fortuna c'erano dei programmi che parlavano un po' di tutto in un certo senso. Poi c'erano le prime radio private, c'era Radio Luna, c'era Teleradio R, c'era radio di Gianni, che facevano programmi interessanti perché spaziavano dalla musica leggera che c'era, cantautori, perché quello è stato anche un periodo anche dei cantautori in Italia, e quindi era molto varia come la radio. Secondo me è stata fondamentale nella mia formazione. La radio chiaramente era fondamentale per tutti i giovani dell'epoca, degli anni insomma, di quegli anni. Parliamo da quando è nata la radio fino a poi all'inizio dell'uso di internet, quindi la radio era, come la televisione, era la fonte da dove prendere e sapere informazioni, oltre che poi anche le riviste, quelle storiche del settore. Sì. Tu come vivevi quegli anni? Le tue sensazioni quali sono state? Cioè, parliamo Di già apertura. negli anni '80, Sì. dove è iniziata la tua adolescenza alla fine, Sì, quindi sì. è iniziato il tuo percorso musicale da ascoltatore. La musica mi ha sempre accompagnato, perché la musica per me era liberazione, proprio perché la musica non era legata a degli schemi, poi soprattutto negli anni 70, inizi anni 80, proprio grazie alle radio private. Io ho sempre cercato però, devo dire la verità, il brano particolare, cioè la musica particolare, cioè non mi fossilizzavo alla commerciale, cioè ho sempre cercato, nonostante non avevo uno stereo, anche alla radio, io tendevo ad ascoltare, che ne so, per farti un esempio, più David Bowie o i Kraftwerk, per fare un esempio, che non diciamo musica leggera di quel periodo, che poteva essere, che ne so, i Puri, Riccardo Fogli, anche se devo dire la verità, mi hanno accompagnato anche queste sonorità commerciali, devo dire la verità. Anche perché da che mondo è mondo, insomma, la radio ha sempre trasmesso brani commerciali, quello che poteva piacere alla massa, al pubblico. Quindi per poter ascoltare qualcosa di particolare si andava in stazioni, in radio particolari. Io sapevo che c'era a tempo dietro Controradio, vari che comunque ottime Esatto, cose. che poi io ho scoperto negli anni '80, è stata fondamentale, perché poi c'era l'altra radio anche di Bari, che faceva programmi bellissimi, anche poi erano specifici e facevano anche certe volte dei programmi non stop di musica dark wave, ed era interessantissimo. Quindi c'erano delle radio che io sapevo che c'erano anche dei programmi notturni che erano di sì, specie di notte, c'era di la voce Rai Stereo Notte, bellissimo. con quelle voci sottofondo. Mi mettevo in cuffia ed era una cosa splendida. Con le voci di sottofondo. Poi in stereofonia era una sensazione bellissima di notte, quei programmi in piena notte, cioè che tu sentivi poi la maggior parte di giornalisti di quei programmi alla Rai erano fenomenali. Cioè, con quella voce molto rilassante notturna. Sì. Chiaramente gli anni 70, Nicola, non erano solamente quello che si conosce a tutti. Negli anni 70 c'erano anche brani negli anni 70 che suonavano hard rock, quindi che poi sarebbero stati gli inizi dell'heavy metal degli anni 80. Qualcosa che veniva dagli anni 60, negli anni 70 c'è stato il punk rock negli anni 70, anche se il punk rock è più negli anni 70, diciamo, come post fine anni 70. Quindi anni 70 c'è stato anche qualcosa che sì, poi c'erano dei gruppi, si può dire, tipo, che ne so, Deep Purple, questo oppure, è quello dell'hard rock, giusto? Sì, dell'hard rock. Poi Jimi Hendrix, diciamo che ha un po' iniziato un po' il discorso legato anche all'hard rock, perché psichedelia pure. Psichedelia. Quindi e niente, poi vabbè, quel periodo era caratterizzato anche dalla psichedelia dei Pink Floyd, perché i gruppi dell'hard rock erano anche di Purple, quali erano altre band? C'erano Led Zeppelin, che siamo un po' sul blues, volendo. Sì, mischiavano un po' blues con sonorità hard rock. I Doors, tra gli anni 60 70, i Doors. Parlando di questi... Però giustamente, come dicevo prima, quegli anni
questi gruppi io li ascoltavo più per riflesso, cioè nel senso alla radio, non avendo uno stereo, quindi li ascoltavo di riflesso, cioè ero preso, per non ricordare poi David Bowie, il periodo di Ziggy Stardust, insomma, in quei primi anni 70. Però poi alla fine non ho vissuto proprio in maniera epidermica quel periodo. Poi verso fine anni 70, inizio anni 80, avendo anche il primo stereo, il primo piatto, il primo amplificatore, cioè ho potuto sfogare tutto quello che ero in precedenza, però sono rimasto più attratto, devo dire la verità, da sonorità elettroniche. Cioè, quello che ti ha preso è stata l'elettronica, la new wave, sì, qualcosa del punk anche che hai preso. Sì, l'hard rock non ti ha attecchito. Punk non tanto all'inizio, anzi ti devo dire un particolare, cioè come è iniziato questo mio approccio, perché io già compravo riviste tipo Ciao 2001, fino inizio anni 80, 80, 81, e mi ricordo che quell'anno partì anche per Bari per il servizio militare. Però siccome io faccio una premessa, appena ho avuto lo stereo, il primo cantante che ho preso che mi ha sempre affascinato è stato Franco Battiato. Perché? Perché Franco Battiato può dire che racchiudeva un po' delle tensioni che io già sentivo dentro di me in quegli anni, che però non riuscivo a carpire, no? Poi sentendolo già per radio, Patriots to Arms, tutti questi brani, comprai La voce del padrone. Ecco. La voce del padrone che ce l'ho qui. Fallo vedere agli amici. Te lo faccio vedere perché si può dire che è stato un album che a me ha fatto, si può dire, mi ha dato una rivista, mi ha dato delle sensazioni molto particolari. È un vinile un po' vecchiotto, però insomma, conservato in una certa con una certa gelosia. Beh, certo, facciamo vedere. Io ho avuto parecchi album, ho comprato parecchi album. Certa gelosia sta per cadere. Ma mai, no, ce l'ho qui il disco, non dico sì. E quindi questo odore di anni 80, di vinile anni 80. È una cosa che volevo dire, che in quel periodo non era come adesso, che tu vai su internet, vai su YouTube, metti il brano e in pochi secondi. All'epoca la ricerca del vinile era una sensazione fantastica, perché tu entravi nel negozio, non sapevi niente, leggevi la recensione, però la musica non la conoscevi, certo. Cioè eri basato sulle sensazioni del critico musicale. Quando entravi nel negozio, cioè tu entravi col cuore che batteva a 1000. Nel momento in cui tu prendevi il disco, correvi a casa in una maniera impressionante, con una velocità impressionante, e mettevi il disco faccio vedere il rituale dopo ed era una cosa stupenda, perché poi in quel momento eri ipnotizzato, sembrava che il mondo non esisteva in quel momento, cioè perché non era come adesso, perché ci sono i mass media, i social e tutti i reti, era proprio la sensazione tra te e il disco. Non c'erano dei tramiti, cioè eravamo solo io e il vinile che stavo per girava sul piatto. Che girava sul piatto. Quindi praticamente abbiamo parlato un po' di questo tuo inizio, quindi come diciamo prima, gli anni 70 sono stati caratterizzati anche dal punk, dagli albori del punk, che per poi sfociare al post-punk e alla new wave. Voglio dirti una cosa sul punk, perché come ti dicevo prima c'è un episodio che ti volevo raccontare. Io ho presi un album degli Ultravox, che lessi una recensione su Cielo 2001, siccome che te l'ho detto in quel periodo ero molto preso dalla freddezza elettronica, da queste cose. Leggendo la recensione di quell'album rimasi estasiato. Lo andai a comprare, questa volta l'ho presi da Disco Ring di Tonio Sip, che c'aveva anche Vienna. In che via stava questo? Via Trento, quelle zone là, adesso vicino alla stazione. Ok, qui. E quando
quel giorno misi il disco e venni rapito perché quelle sonorità io fino a quel momento, purtroppo io poi il vinile l'ho venduto, però ho fatto una fotocopia ed era questo qui, diciamo, i testi che mi sono conservato. Io poi ho venduto un sacco di dischi. In quel periodo, quando stai in mancanza di soldi, io mi mordo le mani. Ho venduto dei dischi, cioè dei vinili che adesso... Cioè, ritrovati. vabbè, sì, sicuramente sul mercato del collezionismo adesso erano prezzi abbastanza elevati. E mi ricordo che quando presi lo registrai immediatamente su una cassetta, perché quella sera stessa partì per Milano con mia madre. Facemmo un viaggio in treno con queste cuffiette, con questo... Andavo proprio, le sonorità combaciavano proprio con la sensazione di viaggiare sul treno, cioè era una cosa bellissima perché dicevo, cazzo, ma queste sonorità qua, cioè, sono proprio adatte. Quando andai poi a Milano, ancora peggio, perché dicevo, ma poi nei sobborghi di Milano, cioè, proprio queste atmosfere metropolitane. Quando tornai a Foggia, presi anche Vienna, cioè che era il nuovo corso degli Ultravox con Migiuri, che tra l'altro veniva dei Tin Lizzy, che era un gruppo anni 70 di psichedelia, hard rock. E quando andai a comprare un album che si chiamava 3 into 1, era una raccolta degli Ultravox, perché io sapevo che John Fox, i primi 3 album, però i primi album erano un po', diciamo, più verso il punk, soprattutto i primi brani, Rock of Rock, questi Young Savage. Quando ascoltai quell'album, l'album successivo AAA, lo comprai, lo portai a casa, vedevo queste sonorità tirate, punk, e non mi appartenevano in quel periodo, cioè, tant'è vero che tornai dal negozio da Tonio Secco, ho detto, senti, fammi un piacere, cambiami questo disco, siccome non aveva del materiale che in quel momento mi interessava oppure non ce l'aveva in quel periodo, senti, me lo puoi cambiare con i Iglesias che faccio un regalo a mia madre? Cioè, e me lo cambiò con un disco di Uri che c'ho ancora. Quindi per farti capire che in quel momento il mio interesse per il punk era minimo, se non quasi zero. Poi quando iniziai nel 81-82 a comprare dischi Wave su Rockerilla, c'erano anche delle rubriche sul punk e per radio erano pochi i programmi, dico la verità, che parlavano di gruppi punk del primo periodo. Sì, c'era Mario De Vivo che faceva un programma i primi anni 80 e metteva anche questi gruppi tipo Buzzcocks, i primi gruppi punk tipo Damned, che era un po' scarico, che erano. Quindi diciamo io ho vissuto più il periodo wave, diciamo che è stato proprio quello, cioè il genere che mi ha contraddistinto. Ok, ho capito. Quindi citiamo un po' di questi dei gruppi punk, citiamoli un po'. Abbiamo parlato un po' anche dell'hard rock negli anni 70, quindi Zeppelin, se vogliamo anche Doors, anche se Doors e Zeppelin erano un po' anche sul il primo gruppo erano i Sex Pistols, però parlo del punk inglese, nato in Inghilterra. Mentre se devo proprio essere più coerente, devo dire che il punk poi in effetti, che è cosa che ho scoperto dopo, nacque più in America negli anni 70, tipo, che ne so, gli Stooges di pop e altri gruppi americani di quel periodo. Anche i Ramones, che erano inglesi, giusto? I Ramones in un certo senso sì, poi hanno mischiato un po' anche loro. Avevano anche qualcosa di cioè i Ramones non erano solamente punk rock, ma avevano anche qualcosa con la situazione Faz, quindi avevano qualcosa di non mi viene adesso come genere, erano anche un po' verso il... Sì, mischiavano anche un po' il primo rock, mischiavano sonorità rock and roll col punk, erano un misto particolare, sì, era un misto particolare. I Clash, vabbè, sono stati, diciamo, si può dire il gruppo più importante di quel periodo nel punk, perché gli studi, soprattutto con Combat Rock, Sandinista, poi loro
rispetto al primo punk originario dei Cypress, che era più un fenomeno legato alla moda. Infatti c'era Malcolm McLaren, che si può dire che ha costruito un po' il fenomeno, anche per motivi commerciali. Certo, infatti. Poi il primo punk in effetti non aveva questa, dal punto di vista musicale, questa ricerca, era molto grezza, molto più di impatto, infatti. Ma non era, mentre i Clash già iniziarono a avere un discorso più variegato, più mischiavano sonorità reggae, erano più raffinati rispetto blues anche, cioè mischiavano un po' nel loro genere, erano abbastanza vari, anche musica un po' ai margini cioè non prettamente punk. Infatti, come dicevamo prima, i media, la massa vede il punk come un discorso di abbigliamento, di rivoluzione, di caos, di qualcosa per dare fastidio. Invece la New Wave è vista totalmente come un discorso musicale, però poi è anche vero che il punk comunque non è solo un discorso di estetica, ma anche musicale, perché poi c'è stato un poi discorso musicale. Il secondo punk poi acquisì anche un discorso politico, perché con i Crass, quindi uscendo poi con i Discharge, con l'hardcore punk, con Exploited, insomma tutti quei gruppi lì, anarco-punk negli anni 80, quelli un po' più politicizzati rispetto al punk degli anni 70, che erano solamente un misto tra anarchia, tra rivoluzione. E poi vabbè, nacquero già i primi gruppi, si può dire un po', si può dire Oi, cioè, che poi dal punk si spostarono un po' verso solo il punk skin, che abbiamo avuto anche in Italia molti esponenti come il punk, come nelle band Oi. Che poi è un fenomeno che poi si è scoperto molto più anche negli anni 90, inizio anni 90, perché nacquero parecchi gruppi italiani tipo Nabat, che già c'erano prima, però Negazione, tutti questi gruppi, poi mischiarono un po' sonorità più dure, hardcore, perché poi il genere Loi era più sullo stile di base hardcore. Presi un po' dei Dead Kennedys, che era un altro gruppo che mi sono dimenticato storico, che però venivano dagli Stati Uniti, ecco perché c'era in quel periodo il punk americano, si può dire che era forse più complesso rispetto al punk inglese. Quindi diciamo, riepilogando, quali sono stati i gruppi punk americani e quelli inglesi che più ti ricordi? In America il gruppo che mi ha colpito di più, perché mischiava hardcore e sperimentazione, è i Dead Kennedys in assoluto, poi erano anche politicizzati. E poi in Inghilterra ce ne sono stati parecchi, i Crass, che ne so, anche se i Crass il punk era un po' più rallentato, i primi Wild, c'erano i Buzzcocks di Over Devoto, che poi punk rock invece erano in Inghilterra che avevamo? Punk rock, a parte i Sex Pistols, i Ramones, sì, diciamo questi erano i gruppi. Invece gli Stooges erano americani. Stooges americani, però gli Stooges già iniziano a incidere nel 72-73. Quindi erano un protopunk, come se avessero dato il via. Un po' hanno anticipato. Quindi del punk abbiamo parlato, insomma, quelle delle band che hanno caratterizzato la musica punk anche come discorso di abbigliamento e stile. Poi dopo il punk si è avuta la New Wave. Quali sono state le band più caratteristiche della musica New Wave mondiale? Oppure se vuoi citare anche qualcosa di gruppi italiani che hanno fatto sì che la New Wave prendesse piede a livello... Ti faccio vedere questo libro, che diciamo un po' sintetizza un po' tutto quel periodo, tutti i gruppi più rappresentativi di quel periodo, che ce ne sono tantissimi, Antonio, proprio assai. Sono tanti, citaci qualche... io se dovessi fare una classifica, cioè, non saprei da dove iniziare, cioè io li metto tutti quanti, però te li cito, diciamo, che poi il tuo periodo posso dire per esempio questi Tuxedo Moon, per esempio, che è l'album Desire dell'81, che è un gruppo di San Francisco tra l'altro, che è emigrati qui poi in Europa, cioè questi mischiavano sperimentazione con sonorità elettroniche, avant-garde, addirittura anche nei primi EP alcune tracce anche di punk.
cioè nella loro Usano molto il struttura. sax, se non sbaglio. I sax usavano anche strumenti classici, tipo il violino, tipo il basso, era molto ben. Poi semmai dopo faccio sentire un brano esemplificativo. Poi non lo so, come ho accennato prima, c'erano gli Ultravox di John Fox, che questo è, diciamo, è l'album elettronico. Questo si può dire che hanno iniziato il discorso della new wave elettronica, con questo, perché poi è stato il terzo fatto. Poi c'era un altro album di quel periodo che mi ricordo, che mi ha un po', si può dire, adesso faccio vedere, aspettate, perché qui c'erano talmente tanti che c'erano i Japan, per esempio. I Japan c'ha un arsenale di gola, lì sotto c'ha veramente bombe in mano e trick e track. Cioè i Japan di Davis Sylvian, che era un gruppo raffinatissimo, cioè si può dire che è stato il gruppo più raffinato della New Wave, anche perché poi loro venivano dal dendismo, soprattutto nel look, infatti si osserva. Per intenderci un po' come nel periodo dei Spandau Ballet, no? Sì, diciamo che quel periodo dei New Romantic, per capire ai meno esperti, esatto, i Romantic. I New Romantic poi presero molto dei Japan, soprattutto i Classic Nouveau, gli Ultravox di Jur, Duran Duran, New Romantic, sì, che è una diciamo, i primi Talk, un ramo della New Wave. Esatto, i primi Talk. Poi c'erano, vabbè, facciamo un discorso per iniziare il discorso wave. Allora, abbiamo parlato del punk, poi il punk ha esaurito la spinta propulsiva e parecchi gruppi si sono spostati verso sonorità più oscure, tipo i Joy Division sono stati il gruppo, diciamo, seminale, post-punk, che è iniziato il post-punk. Poi purtroppo è durato nell'arco di 2 anni, perché dal 79 all'80 loro fecero le cose più si riducono in 2-3 album. Purtroppo poi Ian Curtis si suicidò nell'80 e quindi poi si trasformano in New Order, ma poi New Order è un discorso che poi venne dopo. Poi altri gruppi che in quel periodo fondamentali, Bauhaus per esempio, Bauhaus, che erano nacque proprio il dark, si può dire, no? Perché loro prendevano da David Bowie, di Ziggy Stardust, soprattutto Peter Murphy, che era il leader, prendeva molto dalla teatralità di Bowie, fece anche una cover di Ziggy Stardust di Bowie. E poi posso elencare, diciamo, in ordine, ti posso accennare, che ne so, i Wire, un altro gruppo fondamentale della New Wave inglese. Poi la New Wave poi che cosa ha fatto? Si può dire che sono nate anche, diciamo, sonorità elettroniche nell'ambito poi del post-punk. Posso accennarti dei gruppi che poi negli anni 80-81 per esempio c'erano i Passage, che mischiavano un po' new wave e sonorità elettroniche. Poi nacque il synth pop con i Depeche Mode e altri gruppi, Yazoo, c'era il techno pop anni 80, si può dire, no? Io so che i Depeche Mode hanno anche preso molto del Kraftwerk, vero? Come punti di riferimento i Kraftwerk sono stati il gruppo, secondo me, negli anni 70 che ha dato proprio l'input a tutti i gruppi della New Wave degli anni 80, soprattutto nel campo del techno pop, synth pop, tedesco, sono stati il gruppo tedesco, sì. Si può dire che la musica elettronica è andata proprio in Germania, negli anni 70 con Can, Neu, Kraftwerk, e si può dire il krautrock, no? Inizio anni 70. Ma poi in Inghilterra nacque un'altra corrente, perché il bello della New Wave è che non era un genere standard, cioè c'erano vari generi che andavano a confluire poi nella New Wave. Ti posso parlare dell'Industrial, per esempio, che iniziava con questo gruppo che a me mi smosse tutto il metabolismo, il Throbbing Gristle, che quando andai a comprare la prima volta lo misi sul piatto
mi venne come dice, ma questa che caspita di musica è? Perché era proprio loro poi in un'intervista che fecero negli anni successivi, loro dissero noi creiamo musica proprio per smuovere il metabolismo e usavano frequenze altissime, rumore proprio, poi loro venivano dal punk, quindi diciamo, vabbè, loro innanzitutto erano da ex fricchettoni, venivano da esperienze d'arte di avanguardia, dadaismo, il Fluxus, poi c'è da dire un capitolo a parte, dovremmo parlare di una puntata a parte, insomma. Poi i Cabaret Voltaire, per esempio, i Cabaret Voltaire che ho questo vinile che... Quindi parlavi di Cabaret Voltaire, Sì. un'altra band che... Esatto, questo è un album che secondo me è un altro album che mi ha cambiato un po', devo dire la verità. Posso far sentire qualcosa così di sfuggita? Quale volevi far ascoltare tra quelli che hai... Ma ti faccio sentire questo che diciamo che fanno parte fa parte un po' di promesso di farci ascoltare l'altro? Sì. Quale preferisci? Metto questo così poi dopo perfetto. metto anche quell'altro disco che del periodo synth pop. Allora, ti faccio sentire questo qui che praticamente è un po' particolare perché si può dire che Allora Nicola, prima che ci fai ascoltare questo brano, facci vedere, facciamo tipo ritorniamo indietro, facci vedere come vivevi proprio l'ascolto della prima volta. Tutto il culto, il procedimento dell'ascolto del disco. Va bene, ok. Così possiamo dire a chi non è, diciamo, capire come avveniva appunto l'ascolto. Diciamo le nuove leve, per chi non conosce. Ecco. Mettiamo dentro. Quindi tu praticamente compravi questo disco nuovo, venivi a casa tutto in fermentazione, tutto gioioso, venivi qui e quindi fai vedere come avveniva tutto. Mamma mia, non vedo l'ora di ascoltarlo questo disco. Mamma mia. Tu usavi sentire l'odore dei dischi quando lo aprivi, anche no, della stampa, io lo facevo, io lo ascoltavo quando... Sì, infatti vedevo già diciamo i titoli e... Poi siccome ero molto ansioso lo mettevo già direttamente sul piatto. Quindi quello che cosa serve? Spiega mentre... Questo serviva per togliere un po' di polvere dal vinile, in un certo senso. Poi pulivo un po'... Per far sentire un po' quegli stocchetti... Poi pulivo un po' la puntina. La puntina. Da premettere che io prima avevo